me, pensando al nuovo anno, mi sono venute 3 riflessioni da fare insieme a voi e con l'aiuto del Signore vogliamo condividere la parola di Dio insieme. Vorrei iniziare dalla prima riflessione. Leggiamo Esodo capitolo 13, versi 21 fino a 22, sono gli ultimi 2 versi del capitolo 13 dell'Esodo. Questa è la prima riflessione che voglio fare insieme a voi. Alleluia. Esodo capitolo 13, versetti 21 e 22. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi. Inizio a leggere. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del popolo. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Potete accomodarvi. Una prima riflessione che desidero fare è come veramente possiamo identificarci col popolo di Israele da un punto di vista spirituale, no? Il popolo di Israele è stato schiavo per tantissimo tempo in Egitto, quindi senza libertà, costretto a lavorare dalla mattina alla sera, e invocava da tanto tempo un liberatore, invocava Dio che potesse liberarlo da quella schiavitù, no? E credo che l'Egitto rappresenti un po' il mondo dove eravamo noi prima di conoscere Gesù. L'Egitto rappresenta la schiavitù del peccato. È un popolo pagano e pensava di essere governato da un uomo Dio, il faraone, ma anche questo uomo che pensava di essere Dio si è dovuto piegare all'unico solo e vero Dio, che è il nostro Dio. Dio ha provveduto un uomo, un liberatore che potesse guidare il suo popolo, e noi abbiamo avuto il nostro Gesù vero. Dio ci ha dato il suo figliolo Gesù per condurci e trarci fuori dall'Egitto spirituale, quindi dal mondo, dal peccato. Per mezzo del suo sangue siamo stati perdonati. Amen. I nostri peccati sono stati perdonati, le catene che ci tenevano schiavi sono state spezzate per Gesù Cristo il nostro Signore. Amen. E come il popolo di Israele noi siamo pellegrini. Il popolo di Israele è un popolo che è stato pellegrino per tantissimo tempo, ha dovuto camminare nel deserto, però aveva una caratteristica: poteva contare sulla fedeltà di Dio, sulla presenza di Dio, e la presenza di Dio era tangibile, si poteva vedere con gli occhi. Di giorno, abbiamo letto, c'era una colonna di nuvola che seguiva il popolo. Amen. Quando questa colonna camminava era il segnale che il popolo doveva mettersi in cammino, seguire questa colonna, era la guida, la presenza di Dio tangibile. Il popolo di Israele non aveva una cartina geografica, delle mappe, ma camminava così. Il nostro cammino, fratelli, è un cammino spirituale, un cammino di fede. Amen. Non abbiamo una cartina geografica che ci conduce al cielo, ma abbiamo la parola di Dio che ci indica come raggiungere il cielo. Amen. La parola di Dio sono chiare indicazioni per noi come raggiungere la meta che ci siamo prefissi di raggiungere, vero? Il cielo. Gloria a Dio. E quindi di giorno aveva questa colonna il popolo di nuvola, e di notte
aveva questa colonna di fuoco, anche di notte era chiamato a camminare e camminava seguendo questa colonna di fuoco. Quando si fermava dovevano accamparsi, riposare, dormire, ma potevano contare sulla luce nella notte di questa colonna di fuoco e sul calore che questo fuoco emanava per riscaldarli. Amen. La presenza del Signore per noi è tutto, sia di giorno che di notte, spiritualmente parlando. Il Signore è il nostro aiuto, la nostra guida, Lui è il nostro conduttore, amen, il protettore, alleluia, ci è luce anche di notte, amen. E quando c'è freddo ci riscalda, questa è la presenza del Signore, gloria a Dio. Questa è una prima riflessione che ho fatto. Dicevo, Signore, anche in questo 2021 Tu sarai la nostra colonna di nuvola di giorno e sarai la nostra colonna di fuoco di notte. Gloria al Signore, lasciamoci guidare dal Signore, amen. Certamente il cammino non è stato sempre facile nel deserto, hanno avuto delle difficoltà il popolo di Israele, a volte non c'era nulla da mangiare, si lamentavano per questo, ci sono state ribellioni, ma gloria a Dio, il Signore è sempre stato fedele, ha sempre provveduto, amen. Amen. Alleluia, avevano fame e il pane è caduto dal cielo, hanno avuto sete e l'acqua è scaturita dalla roccia, amen. Ma nulla è mai mancato a questo popolo. Credo che anche in questo 2021 possiamo dire: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Questo nulla mi mancherà vuol dire sia da un punto di vista materiale e anche da un punto di vista spirituale. Il Signore è fedele, amen, alleluia. Un'altra seconda riflessione che volevo fare insieme a voi è in Luca capitolo 13 nel Nuovo Testamento. Luca, il Vangelo di Luca, gloria al Signore, capitolo 13, alleluia, versetti 8 e 9. Ma l'altro gli rispose: Signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò nel concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierà. Amen. Amen. È una parabola, la parabola del fico. E dice Gesù: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo, taglialo, perché stia lì a sfruttare il terreno. Perché deve stare lì a sfruttare il terreno? Taglialo, non serve a niente. Ma l'altro gli rispose, versetti che abbiamo letto, il vignaiuolo interviene e dice al proprietario, al padrone: Signore, lasciano ancora quest'anno. Gloria a Dio. Il Signore ci dà ancora un anno, ci dà ancora del tempo affinché possiamo portare frutto per la sua gloria. Utilizziamo il tempo bene. Amen. La vigna è che cosa? Rappresenta la Chiesa, l'opera di Dio, la vigna. Il proprietario della vigna sappiamo chi è, vero? Il vignaiuolo, colui che lavora la vigna. Il proprietario vuole trovare frutto, è normale. Se io avessi un terreno, andrei lì a vedere come ogni pianta mi produce, è normale. E se una pianta non dà quel frutto che io spero, è normale che io dica: togliamola via perché non serve a nulla, mi produce solo un costo. Amen?
Però c'è qualcuno che ha il coraggio di dire al proprietario: no, ti prego. Questo qualcuno è il vignaiolo, è il nostro Gesù. Gesù è il vero intermediario fra Dio e l'uomo. Gesù che ha pagato per noi. Gesù che ha versato il suo sangue per noi dice: no, ti prego, dai, diamogli ancora un attimo. Lo lavorerò ancora, ti girerò attorno, le zapperò, lo lavorerò, mi prenderò ancora cura di questa pianta, ma ti prego, dagli ancora del tempo. E a volte non comprendiamo il tempo che il Signore ci dà. Perdiamo tanto tempo in cose futili, inutili, invece di utilizzare il tempo per comprendere come crescere nelle sue vie. Amen? Dio ci dia grazia in quest'anno 2021 di crescere e portare almeno un frutto alla gloria del Signore. Amen? A questo siamo stati chiamati, a portare frutto. Alleluia. È una persona che riceve il Signore nella propria vita, Gesù, non può non portare frutto. A volte sono delle resistenze che l'uomo mette in atto, perché vuol far prevalere la propria carne, il proprio io, i propri bisogni materiali a quella che è invece la richiesta di Dio nostro Padre. Quanto tempo abbiamo perso invece di pregare, passare un'oretta in preghiera, abbiamo fatto altre cose. E quanti giorni della settimana abbiamo perso invece di venire in chiesa, abbiamo fatto altre cose. Abbiamo preferito stare comodi a casa nostra. Dio ci dia grazia di comprendere che è necessario un impegno da parte nostra. È vero, il Signore ci lavora, ma noi dobbiamo farci lavorare da Lui. Non dobbiamo porre alcuna resistenza e allora cresceremo nella fede. Amen? Amen. Cresceremo nella fede. E così possiamo scegliere di rimanere sempre allo stato iniziale, quindi bambini spiritualmente parlando, e possiamo scegliere invece di diventare a poco da bambini, adolescenti, nella fede, giovani nella fede, fino a giungere ad una maturità nella fede. Amen? Quella maturità che ti porterà a dire: oggi è domenica, devo andare in chiesa. Quella maturità che ti porterà a dire: ho questo bisogno, questo problema, e non mi scoraggio, cercherò l'aiuto al Signore e Lui mi aiuterà. Amen? Quella maturità che ti porterà a comprendere i tempi che vivi e ti farà dire: sì, il ritorno del mio Signore è vicino. Amen? Quella maturità che ti porterà a dire: Signore, io sono pronto. Amen? Gloria al Signore. Quella maturità che ti farà vedere cosa c'è da fare per lavorare nel campo del Signore. Quella maturità che ti porterà a dire davanti al pastore o qualcuno che è impegnato nell'opera di Dio: se volete, io ci sono, mi metto a disposizione. Amen? Di tutto quello che c'è da fare, dalle cose piccole alle cose poi più grandi. Io mi ricordo, appena il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo, mi sono convertito, la mia vita è stravolta, è cambiato tutto della mia vita. Da solo, senza che io ne parlassi con mia mamma, dissi al pastore: mettimi nel turno delle pulizie. Ah, va bene. Quando arrivava il mio turno, ero a casa, avevo le chiavi, perché da solo mi pulivo le chiese. Ma che meravigliosa armonia! In quei momenti non posso dimenticare le benedizioni del Signore. Ero solo,
in chiesa, facevo il mio servizio, poi mi finivo, godevo del mio lavoro e poi mettevo in ginocchio a pregare il Signore e dico grazie Signore per quello che mi hai dato da fare, l'ho fatto per te. Ma momenti meravigliosi e belli. Nessuno mi ha visto, ma il Signore era con me e mi ha benedetto completamente. Amen? Gloria al Signore. Questa è una seconda riflessione che ho voluto fare, il Signore ha messo nel mio cuore, voglio condividere con voi. Lasciamoci lavorare dal Signore. Questa richiesta da parte del vignaiuolo che fa al proprietario, dagli ancora un anno, è dimostrazione della grazia che noi abbiamo in Cristo Gesù. Perché se il Signore dovesse trattarci secondo quello che noi siamo e che meritiamo, non avremmo alcuna speranza. Ma il Signore ci tratta nel suo amore, ci dà la sua grazia, la sua comprensione. Amen? Ci dà del tempo. Amen. Gloria al Signore. Dagli ancora un anno. Ancora un 2021. Amen? Alleluia, gloria al Signore. Filippesi capitolo 1, versetto 6, ancora un'altra riflessione, la terza. Facciamo insieme Filippesi. Alleluia. Gloria al Signore. Filippesi capitolo 1, versetto 6. L'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Filippi, incoraggiandoli, dicendogli che li ama. E dice così, Filippesi capitolo 1, versetto 6: e ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. Vogliamo rileggere questo verso? Ho questa fiducia, è l'Apostolo Paolo che scrive, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. Chi ha cominciato in te e in me un'opera buona? È Gesù. Da quando l'abbiamo incontrato ha iniziato un'opera nella mia vita e nella tua vita. E il Signore non lascia mai le opere incompiute. Amen. Ma continua a lavorare finché il suo progetto non è finito. Amen. Quindi stai sicuro, tu sei nelle mani di Dio. La tua vita è nelle mani del Signore. Amen. Alleluia, ha iniziato un'opera. Abbiamo cantato, Gesù vuole la vita tua e non vuole lasciarti. Gesù ha preso la vita mia e non vuole lasciarla. Amen. Alleluia, solo lasciamoci lavorare dal Signore. Ha iniziato un'opera, ci sta lavorando su di te, su di me. Lasciamolo lavorare. Come? Arrendendoci nelle sue mani. Amen. Come possiamo ancora farlo lavorare? Comprendendo ciò che Egli ci chiede di fare. Quello che ti chiede di fare, fallo. Non ti dirà mai di fare qualcosa che tu non puoi fare, ma quello che ti chiede di fare, fallo. E piano piano sarai modellato. Amen. Io so i principi che pensieri che metto per voi, dice il Signore in Geremia, pensieri di pace e di prosperità, per darvi un avvenire ed una speranza. Amen. Vi ha un piano, un progetto per la tua vita e per la mia vita. Gloria al Signore. Quindi il Signore non ci lascerà come un'opera incompiuta. Quando scendo giù in Sicilia soprattutto vedo tante cose iniziate
costruzioni iniziate e lasciate. Mi ricordo, ero un ragazzo, c'era il tribunale che dovevano fare nel mio paese, è rimasto lì tale e quale, ancora con i pilastri e i solai e basta. Che brutto vedere un'opera iniziata e mai finita. Invece quello che si è iniziato nella mia vita, nella tua vita, in ognuno di noi, ci sono lavori in corso. Amen. Sta lavorando il Signore. Alleluia, farà un'opera meravigliosa nella mia vita e nella tua vita. Amen. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Per concludere, voglio leggere l'ultimo verso di Matteo capitolo 28. Matteo capitolo 28, l'ultimo verso, il 20, l'ultima parte di questo verso. E dice Gesù, sono parole di Gesù, dice così: ed ecco, io sono con voi il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ed ecco io sono con voi tutte le domeniche, ed ecco io sono con voi tutti i giorni e con noi, anche festivi e prefestivi. Amen? Amen. Non ha un orario, sapete? Da apertura, da a, è sempre con noi. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni. Mi fa comprendere, deduco, anche tutte le ore. E quante volte ti sei svegliato la notte da un pensiero preso così? Hai cercato il Signore, aiutami, ti prego, perché il Signore c'era. Lo hai cercato? C'era. Era notte tarda, erano le 2 di notte. Ma io ho cercato il Signore e Lui mi ha risposto. Alleluia. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine nell'età presente, fino alla fine dei tempi, fino alla fine della storia dell'umanità. Il Signore sarà con noi. O se volete, fino a quando il Signore ritornerà, Lui è con noi, poi ritornerà e avremo di nuovo la sua presenza, come c'è stato quando Egli era presente tra gli uomini. Amen. Amen. Saremo presenti insieme a Lui, con Lui, nell'eternità. Alleluia. Vogliamo dire gloria al tuo nome, Signore. Amen. Grazie perché io so che tu sei con me anche in questo 2020. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo stare ancora in preghiera, in comunione con il Signore, ringraziandolo insieme.